Tanto mezzofondo e tanta Africa nel 26esimo meeting internazionale di Ponzano Veneto, abbinato al 29esimo Memorial Idda, in un'edizione 2016 cresciuta di livello rispetto al 2015. In chiave azzurra è brillato Yassin Rashik dell'Atletica Centro Torri Pavia, primo nei 1500 in 3:40 e 56. Per lui un record personale migliorato di 14 centesimi e vicinissimo a 6 centesimi dallo standard di partecipazione ai campionati europei di Amsterdam. Ho già corso qua mi sembra 4 anni fa, sono arrivato mi sembra terzo e oggi vincere qua mi sembra una cosa veramente molto bella e sono soddisfatto per questo risultato. Il burundese Oliver Irabaruta ha vinto in 13, 17 e 98 un 5000 ad alto livello, facendo segnare il nuovo record del meeting. Da segnalare il progresso del giovanissimo ugandese Jacob Kiplimo, secondo in 13, 19 e 54. È la sesta prestazione mondiale stagionale under 20, ma Jacob, classe 2000, non ha ancora compiuto 16 anni. Rimanendo in territorio africano, il keniano Justus Kipkorir Lagat si è aggiudicato i 3000 siepi in 8, 31 e 06, mentre negli 800 il suo connazionale Leonard Kirwa Kosencha si è imposto in 1, 46 e 90. Al femminile, in un 5000 corso a fianco degli uomini, l'ugandese Mercilin Chelangat ha fatto segnare a sua volta il record del meeting in 13, 56 e 40. Passando ai 1500, bella vittoria di Valentina Bernasconi in 4, 27 e 07. Alla Trevigiana è andata la prima edizione del Memorial Mario Birello. Molto bene, perché vengo da un periodo un po' così, sono stata ferma l'anno scorso per una tendinite, poi quest'anno è iniziata male con una forte gastrite e finalmente mi sto riprendendo, quindi sono contenta. Una ripartenza, possiamo definirla così, dal Memorial Idda, può essere? Sì, speriamo che sia una ripartenza, che non capiti nient'altro e diciamo che è una pista che mi porta fortuna perché gli ultimi 3 anni che ho partecipato ho vinto, quindi porta fortuna al meeting. Rimanendo fra le donne c'è da segnalare la doppietta della croata Anita Banovic alla rincorsa di un posto agli europei. Sono stati suoi i 100 piani in 12,34 ed anche i 400 in 54 e 23. I'm very happy because I started with races before 2 weeks. This is my 3rd race. I get ready for Amsterdam European Champion, so I hope it will be better. Tante anche le gare giovanili in programma a Ponzano Veneto. La società dell'Atletica Ponzano, che conta più di 200 tesserati, ha messo in mostra il fiore della propria attività, con i giovani esordienti applauditi da genitori e campioni assoluti, ed ha assegnato il trofeo Memorial Idda a Katalin Tukuceanu della Silca Ultralight, che ha primeggiato nei 1000 in 2:35,76. Bisogna dire veramente grazie all'Atletica Ponzano, anche perché veramente si impegna molto, soprattutto nel campo del settore giovanile. Erano veramente emozionanti anche le gare dei bambini, il più piccolo aveva 5 anni, per cui veramente una manifestazione e una coccolare questi ragazzi che spero possano diventare un domani dei futuri campioni. 2 le novità in pista quest'anno a Ponzano Veneto. La prima è l'approdo del nuovo sponsor di denominazione, la Elanders Italy, con sede proprio a Ponzano. Siamo riusciti a trovare, si può dire, un amico che ci crede nell'atletica e ci dà una mano come sponsor unico. E fa sì che possiamo continuare tranquillamente la nostra attività sportiva per tutto l'anno. E la seconda novità è la pista risistemata, preparata proprio per il classico meeting internazionale. Abbiamo cercato di farcela veramente e siamo riusciti a finire in tempo proprio oggi all'1. E perché c'era la pioggia, non potevamo, ecco, abbiamo vissuto un po' in apprensione, compreso il presidente Claudio Pizzolon, e pertanto questa sera vedere questa bellissima serata, vedere anche i risultati e vedere così questa partecipazione mi fa particolarmente piacere. Tornando alle gare, bella sfida nel getto del peso con Andrea Ricci, che è riuscito a spuntarla su Marco Dodoni grazie ad un lancio a 16,61. Stasera la gara fortunatamente è andata bene. Ho vinto con 16,61, un 10 cm in meno al mio stagionale, e ho battuto il grande Marco Dodoni, che è sempre
è sempre un piacere batterlo anche se ha una quarantina di anni, perché comunque lui è un grande campione. Complimenti per l'organizzazione del meeting, che è sempre uno dei nostri preferiti a livello di lanci. Nell'asta ancora una volta Giorgio Piantella non ha rivali, per lui un balzo a 5 metri e tanta voglia di confermarsi agli italiani. Ponzano Veneto è una tappa che mi piace un sacco, ci sono i miei amici, i miei tifosi e quindi mi piace venire qua, è un bel ambiente, mi piace sempre un sacco venire a fare questo meeting. Come risultato per me era un test, quindi dovevo entrare in forma, iniziare a fare gare, iniziare a fare salti in vista dei campionati italiani che saranno tra un po'. Ho ancora qualche problemino, fisicamente sto bene, un po' la rincorsa da mettere a puntino. Il risultato non è degno del mio stato di forma, però ci può stare, insomma le gare sono fatte anche così. Rimanendo nei salti, fra gli uomini l'austriaco Federico Kucher ha vinto il lungo in 6,91 m, mentre fra le donne si è vista Arianna Franceschini della Libertas Samp, prima con 5,19. Sono soddisfatta più che altro perché è stata il mio personale stagionale, 5,19 e ho trovato ottime condizioni, la pista era abbastanza buona e sì, sono contenta, soddisfatta. Tornando alle corse, nei 100 piani uomini è Lorenzo Paissan dell'Atletica Trento a tagliare per primo il traguardo, in 10,90. Nei 400 infine Lorenzo Valentini chiude con un più che soddisfacente 46,94. Bella gara con il croato spalla a spalla, è stata veramente una bellissima gara, poi un segnale importante per i campionati italiani che saranno tra 2 settimane, sono felice, poi la prima volta che vengo qui a Ponzano devo dire è un bel meeting, veramente un bel meeting. Fino adesso ho trovato buone sensazioni sui 200, adesso è ora di incominciare a correre forte i 4 anche per cercare di trovare il trampolino per Amsterdam perché è lì vicino il minimo, spero di farlo a Rieti appunto. Oggi è stato un segnale importante, sto bene e vediamo tra 2 settimane cosa succede.